Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon venerdì 5 dicembre, tante le notizie che vi racconteremo e come sempre, o quasi sempre insomma, in apertura c'è la cronaca e la cronaca ci porta subito a Padova, una vicenda terribile, quella di un neonato morto subito dopo il parto in casa, un neonato prematuro. C'è un'indagine della Procura di Padova e a Padova andiamo dalla nostra Marta Zatta insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Marta. Marta, ci sei? Vai. Sì, ci troviamo a Padova, appunto, dove all'alba di ieri è successa una tragedia. Quello che si sono trovati davanti ai loro occhi i carabinieri di Padova è stata una scena drammatica. Una madre che aveva partorito il suo neonato, il suo piccolo, tra il sesto e il settimo mese di gravidanza, quindi un bimbo prematuro. I carabinieri l'hanno trovata in una pozza di sangue. I sanitari intervenuti hanno tentato il tutto e per tutto per salvare il piccolo, però purtroppo non ce l'ha fatta. La madre è stata portata all'ospedale e non si trova al momento in pericolo di vita. Ora il sostituto procuratore dovrà chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda. Bisogna capire se la madre appunto aveva eseguito tutte le visite per la gravidanza, in che tipo di situazione si trovava. I carabinieri comunque hanno delineato una situazione familiare estremamente precaria all'interno dell'appartamento dei due giovani genitori. Al momento questo è il quadro della situazione, una tragedia che si ricollega, anche se in modo diverso, a quella avvenuta nel 2024 a Piove di Sacco, quando Melissa Machado partorì la sua bambina nel water di un nightclub e dopo averla partorita al 9° mese, quindi era completamente formata, tirò lo sciacquone e di fatto uccidendola perché appunto aveva ingerito troppa acqua, come confermato anche l'autopsia. Ecco, il 19 dicembre proprio nel Tribunale di Padova si aprirà il processo anche per chiarire questa vicenda. Nel frattempo verrà disposta anche l'autopsia sul corpicino del neonato nato all'alba di ieri da questa giovane coppia che viveva, lo ripetiamo, in condizioni davvero precarie. Per il momento è tutto, comunque se ci sono nuovi aggiornamenti sulla vicenda ve ne daremo conto. Per il momento da Padova è tutto. Grazie a Marta Zatta. Ancora da Padova, dove c'è un indagato per la tragica morte di Nicola Pagan, l'operaio travolto dal terreno a Ponte San Nicolò mercoledì mattina. Omicidio colposo e violazione di una serie di norme in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Con queste accuse è stato iscritto nel registro degli indagati il responsabile del cantiere dove è morto Nicola Pagan, operaio di 58 anni. Erano le 9 di mercoledì quando l'uomo, al lavoro all'interno di uno scavo in un cantiere a Ponte San Nicolò, è stato travolto da un cumulo di terra che lo ha sepolto fino alla vita. Immediato l'intervento dei colleghi che erano con lui, che hanno cercato di liberare Nicola Pagan. Nonostante l'aiuto e l'arrivo del SUEM e dei vigili del fuoco, il 58enne, colpito da un malore, è morto in pochi istanti. Un operaio prudente ed esperto, così lo descrivono i colleghi. Su questa morte la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta coordinata dalla PM Claudia Brunino, che dovrà stabilire se esiste un collegamento tra la morte di Nicola Pagan e l'infortunio. Nel frattempo non si dà pace alla famiglia del 58enne, che era sposato e aveva un figlio. Originario di Montegrotto, da alcuni anni Nicola Pagan viveva a Piove di Sacco. E poi ieri l'interrogatorio di garanzia a Verona di Maria Luisa Ramponi, una dei 3 fratelli Ramponi, da poco uscita dall'ospedale, accusata di strage con i 2 fratelli per la morte dei carabinieri a Casteldazzano. Ieri ha scelto il silenzio di fronte al GIP.
Davanti al giudice ha fatto scena muta, nessuna parola. Maria Luisa Ramponi, la 59enne accusata insieme ai fratelli Franco e Dino della strage dei carabinieri avvenuta a Casteldazzano nel Veronese lo scorso 14 ottobre, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Montorio. L'incontro era una formalità necessaria perché la convalida dell'arresto avvenuta nei giorni seguenti la strage era stata fatta mentre Maria Luisa Ramponi era in coma all'ospedale Borgo Trento. La donna, infatti, quella nota era l'unica dentro il casolare, aveva azionato la molotov che aveva innescato l'esplosione che ha provocato il crollo dell'abitazione, travolgendo e uccidendo i 3 carabinieri padovani Valerio Dapra, Marco Piffari e Davide Bernardello. L'avvocato Ballottini, che difende la 59enne, ha confermato la scelta della donna di avvalersi della facoltà di non rispondere. Maria Luisa Ramponi è stata dimessa pochi giorni fa dopo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Borgo Trento e necessita ancora di medicazione. Come i fratelli resterà detenuta nel carcere di Montorio. Il giallo di Torri di Quartesolo, la 49enne padovana trovata in fin di vita in una pozza di sangue nel cortile del condominio. Ci sono indagini in corso per capire esattamente cosa è successo. La donna continua a lottare tra la vita e la morte. Luisa Bertini e Simone Squarcina, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio in via Zara, Torri di Quartesolo, dove ieri è stato un via vai tra polizia, scientifica, agenti della squadra mobile, proprio per raccogliere tutte le informazioni utili per ricostruire queste che ha i contorni di una vicenda ancora tutta da chiarire. Per quanto riguarda la donna, appunto, che come anticipavi è stata trovata ferita in gravi condizioni ieri mattina presto sull'asfalto del cortile del condominio. Gli agenti hanno setacciato ovviamente tutta l'area condominiale, così come anche gli impianti di videosorveglianza privata, sperando che possano emergere elementi utili per poter ricostruire la vicenda, che come anticipavo è al momento tutta da chiarire, per cui nessuna pista è esclusa. E proprio sull'evoluzione della vicenda sentiamo insieme il prossimo servizio e poi la linea può tornare allo studio. Il mistero non si attenua sul dramma della donna ricoverata in rianimazione. A Torre di Quartesolo resta alta l'attenzione per il caso della 49enne trovata all'alba di ieri riversa nel cortile di un condominio in una pozza di sangue con un grave trauma cranico e segni di ipotermia. È in fin di vita all'ospedale San Bortolo, dove i medici la stanno sottoponendo a manovre di rianimazione. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. La donna vive al secondo piano e potrebbe essere precipitata da una finestra, forse a seguito di un malore o un gesto accidentale, ma la dinamica non è affatto definita, nessuna ipotesi esclusa. La squadra mobile, con scientifica e polizia giudiziaria, ha eseguito i rilievi nel cortile e nell'appartamento, raccogliendo tracce e testimonianze. Non sono stati trovati oggetti riconducibili a un'aggressione e non risultano rumori sospetti nella notte. Il procuratore capo, Lino Giorgio Bruno, conferma la massima cautela. Non c'è ancora una notizia di reato. Potrebbe trattarsi di un incidente. L'intervento di terzi è solo teorico. È stata comunque aperta un'iscrizione a modello 45, cioè senza indagati né ipotesi di reato, per accertare cosa sia davvero accaduto. Le prossime ore saranno decisive. Gli investigatori attendono gli esiti clinici e i risultati dei rilievi scientifici per ricostruire la scena e capire se dietro quel corpo trovato all'alba ci sia un dramma domestico, un tragico incidente o altro ancora. Tutto da ricostruire dunque quanto accaduto a Torri di Quartesolo. Andiamo a Padova, dove la questura ha deciso la chiusura, la sospensione dell'attività di una discoteca per 45 giorni. Vediamo perché. Serrande abbassate per 45 giorni per una discoteca di via Ferraris a Padova. La decisione arriva dalla questura di Padova, in quanto ritenuta punto critico per la sicurezza e l'ordine pubblico, dopo una lunga serie di segnalazioni legate all'alcol e agli stupefacenti. Il provvedimento, firmato dal questore Marco Dorisio, arriva al termine della ricostruzione degli interventi delle forze dell'ordine negli ultimi mesi, una cronologia che, secondo gli accertamenti, delinea un quadro non più sostenibile. Nella notte del 30 novembre un cliente è stato colpito alla testa con una bottiglia,
famiglia durante un alterco nell'area esterna del locale. In quell'occasione gli agenti hanno anche riscontrato la somministrazione di alcol oltre l'orario consentito. Episodi analoghi sono stati registrati il 27 luglio, quando un diverbio tra clienti è degenerato nel momento in cui un uomo ha rotto una bottiglia di vetro iniziando a minacciare i presenti. Il 19 gennaio 2 uomini, già noti per precedenti penali, sono stati sorpresi nei pressi del locale mentre tentavano di eludere un controllo dopo essere stati visti spacciare. Entrambi sono stati denunciati per porto abusivo di coltelli. A questi si aggiunge un intervento nel settembre del 2024, quando polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa con coltelli scaturita dopo molestie ai danni di una ragazza. E poi un episodio di violenza dai contorni ancora poco chiari che si è verificato a Galliera Veneta. Forse un regolamento di conti, forse una lite sarebbero all'origine dei disordini verificatisi tra martedì e mercoledì nella zona degli impianti sportivi di Galliera Veneta. Ieri è arrivata una telefonata verso Luna che una signora ha visto delle macchie di sangue sulla parte stradale e lì subito immediatamente la polizia locale è andata a visionare e lì hanno chiamato subito immediatamente i carabinieri che dopo circa mezz'ora sono arrivati e adesso stanno facendo le indagini i carabinieri e al più presto mi daranno notizie anche per dare sicurezza al nostro territorio. E sono sempre presenti i nostri carabinieri e anche la polizia locale. Dal sindaco di Galliera, Italo Perfetti, arriva un auspicio e un appello ai cittadini. Come sindaco aspetto un risultato dai nostri carabinieri che stanno facendo le loro indagini. Io voglio rassicurare che se vedete qualcosa sul territorio chiamate immediatamente il 112. Il 112 è sempre disponibile, chiedo ai cittadini di visionare il nostro territorio e dare un aiuto alle forze dell'ordine. Ecco. Nel Veneziano dove c'è allarme e preoccupazione anche in questo territorio per le baby gang, oltre per gli episodi di microcriminalità, che poi sono episodi di microcriminalità per modo di dire, come ad esempio i raid con gli scassi e i furti a negozi e automobili in paese, che hanno portato i carabinieri a denunciare una banda di persone, ma come dicevamo resta alto l'allarme anche delle baby gang. Hanno rubato da supermercati, automobili, negozi di abbigliamento e di articoli per la casa. Un bottino di pochi spiccioli, il più alto di circa 100 euro. A valere però sono i danni provocati dai malviventi. Sono stati tutti furti con scasso utilizzando bastoni uncinati, grimaldelli e chiavi falsificate. L'operazione congiunta dei carabinieri della compagnia di San Donà, Venta di Piave, Meolo, Eraclea, Jesole e Cavallino ha portato alla denuncia di 4 persone. Un uomo di 53 anni e una donna di 43 per ricettazione e porto ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Una 23enne italiana per furto aggravato perché presunta responsabile di furti commessi da supermercati e in un negozio di abbigliamento. Non ultimo un 26enne di origine straniera, anche lui denunciato per furto, sorpreso in centro a San Donà di Piave mentre rubava oggetti dalle auto parcheggiate. La città, infatti, è il luogo più colpito. Fenomeni predatori purtroppo sono presenti e sono abbastanza diffusi. Dai dati che abbiamo noi il fenomeno è comunque in calo rilevante rispetto agli anni scorsi. C'è chiaramente la percezione della criminalità, però i dati in qualche maniera ci confortano. È la sicurezza uno dei temi portanti dell'amministrazione, installate delle telecamere che in precedenza hanno permesso anche di rintracciare i responsabili di atti criminali. Abbiamo oltre 150 telecamere intelligenti sul territorio che identificano targhe, visi che ci consentono poi di andare a colpire con precisione i fatti successi e anche con finalità di dissuasione. 2 fatti eclatanti di quest'anno, un incendio doloso e un'aggressione, sono stati risolti grazie alle telecamere. Statistiche alla mano, i furti scendono ma salgono i fenomeni di microcriminalità legati alle baby gang.
fenomeni di piccolo spaccio, qualche piccola rissa, disturbo alla quiete pubblica. Un fenomeno che ora ci sta preoccupando parecchio è questo della microcriminalità giovanile. Sono delle situazioni che non sono allarmanti dal punto di vista del pericolo concreto, che però creano un rilevante disagio a livello sociale. Intercettato un bando europeo che permetterà di costruire un'educazione mirata su strada. Riuscire ad avere degli educatori di strada, è un bando finanziato dall'Unione Europea, coprirà tutto l'ambito sociale tra San Donà e Portogruaro, e questi educatori di strada cercheranno di andare a prendere questi ragazzi, soprattutto quelli che hanno comportamenti un po' più preoccupanti, per cercare di coinvolgerli in attività utili. Ancora Heidi Kaliman, ancora dal veneziano, ma stavolta ci spostiamo a Mestre con la cronaca giudiziaria, perché è definitiva la condanna per i due cugini resisi responsabili di uno degli episodi di cronaca più efferati degli ultimi anni a Mestre, la morte di Lorenzo Nardelli, ucciso letteralmente di botte nell'agosto del 2023. Heidi, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te i telespettatori. Esatto, pensa che i giudici alla Corte d'Assise d'Appello avevano definito l'aggressione a Lorenzo Nardelli, ucciso, pestato a morte per ben 18 minuti, una vera e propria tortura. Ucciso sull'ascensore di questo condominio che è alle mie spalle, il numero 9 del cavalcavia, il condominio bandiera del cavalcavia, della rampa cavalcavia qui a Mestre, a 2 passi proprio dal centro e dalla stazione. La Corte di Cassazione ha rigettato ieri pomeriggio il ricorso presentato dall'avvocata Petterello per i colleghi difensori dei due cugini di Rasu e Marin Rasu, per contestare l'aggravante della crudeltà imputata ai due appunto cugini e sostenere che avrebbero reagito convinti di avere a che fare con una persona che si era introdotta in casa loro per rubare. La vicenda, la ricorderete, era quella del 32enne di Salzano, Lorenzo Nardelli, che si era recato proprio in questo condominio per una prestazione sessuale a pagamento fatto lecito. Aveva sbagliato rampa delle scale, aveva sbagliato parte del condominio, si era recato all'appartamento sbagliato, trovando appunto questi due cugini che erano intenti nel confezionamento di droga destinata allo spaccio, e l'hanno raggiunto e picchiato in ascensore, picchiato a morte. Questo un fatto che risale tra il 9 e il 10 agosto del 2023, è passato fino alla Cassazione ed è diventata dunque definitiva la condanna a 24 anni per Radu Rasu e di 21 per Marin Rasu, per aver ucciso appunto a mani nude, a calci e pugni il 32enne Nardelli. E dunque questa è la notizia che ci arriva proprio dalla Cassazione a Roma, e se non hai domande, Nicola, a te la linea. Grazie a Heidi Kaliman. E allora adesso apriamo la pagina purtroppo delle razzie, dei furti. Abbiamo raccontato ieri di 2 episodi gravissimi, diversi fra di loro ma altrettanto gravi. Ripartiamo allora da quanto accaduto ieri mattina, pensate, a Chiarano. Coglioni di merda! Meritate di morire, facci di merda! Sono le 10:39 del mattino in pieno centro a Chiarano, e quelli che vedete sono i ladri che stanno fuggendo dalla villa della famiglia Anzanello, inseguiti dai carabinieri. Minuti e secondi ad altissima tensione, anche perché in casa c'è un ragazzo di appena 19 anni. È stato lui a lanciare il primo allarme e a rifugiarsi in un posto sicuro all'interno dell'abitazione, che si trova a ridosso del municipio e di fronte all'asilo, dove inevitabilmente diverse persone hanno assistito a parte della scena. Ma andiamo con ordine. I delinquenti arrivano a bordo di una Mercedes scura e si accaniscono contro il cancello della villa, usano un piede di porco e a quanto pare spruzzano dello spray al peperoncino alla volta di Sky, un cane da guardia dalla mole impressionante. Una donna che vive nel condominio vicino avverte anche il figlio del proprietario, Eric Anzanello, che sta lavorando per l'azienda di famiglia in un cantiere a Oderzo. La descrizione della vicina di casa è dettagliata e in tempo reale. 4 persone, 5 uno in macchina, e subito mi sono spaventato. Mi sono spaventato perché non sapevo se avevo dei familiari in casa.
e poi ho scoperto di avere mio fratello. Pensare che potesse esserci qualcuno che poteva fargli del male era veramente la cosa che più mi assillava, infatti mi sono accertato subito delle sue condizioni, è stato molto caparbio, coraggioso. E poi mi sono accertato anche del cane, perché per noi è un membro della famiglia, quindi che stesse bene anche lui. I malviventi restano nell'abitazione 6 minuti e creano il caos, arraffano il possibile, soprattutto giacche e oggetti di marca, ma l'arrivo tempestivo dei carabinieri li sorprende, la refurtiva viene lasciata nel corridoio, da qui la fuga sul retro. 3 fuggono sul lato della provinciale, l'SP54, e uno fugge da via Marconi, c'era un palo all'esterno con una macchina molto veloce che comunque in manovra ha buttato giù dei paletti, quindi ha fatto anche danni al patrimonio comunale. Quello che è uscito da davanti ha avuto una colluttazione con uno dei carabinieri che lo ha spinto a terra e mi sembra che gli ha fatto anche male, e poi è riuscito a mettersi in fuga in maniera rocambolesca, perché mi sembra stato anche investito dalla propria macchina che cercava di andare in fuga. Una situazione di potenziale pericolo, la manovra azzardata con il segnale di velto avviene davanti all'asilo, l'auto è a folle velocità e viene poi immortalata anche da altre telecamere di attività vicine, compreso l'inseguimento da parte dei carabinieri. Eric Anzanello, che è anche assessore comunale a Mansuè e vanta una lunga esperienza amministrativa, non parla solo da proprietario e lancia un appello. Era stato istituito qualche anno fa proprio qui a Chiarano la possibilità di girare con delle ronde mediante la protezione civile. Spero che qualcuno mi ascolti e possa riattivare questa cosa, anche perché io stesso faccio parte della protezione civile e mi presto volentieri a questo servizio per salvaguardare la tranquillità della cittadinanza. Così a Chiarano, e poi il Far West avvenuto qualche ora prima a Castagnole di Paese, quel furgone abbandonato sui binari rischiando di provocare una strage se ci fossero stati dei passeggeri in quel treno regionale che si è schiantato contro il furgone abbandonato insieme ai camion invece lasciati sulla Feltrina per bloccare qualsiasi attività di inseguimento dalla banda di predoni che poi poco prima aveva assaltato un negozio di profumeria. Il racconto di quanto accaduto. Sono tasselli di un mosaico di follia quelli che i carabinieri accanto alla Polfer stanno tentando di mettere al loro posto, una scia di furti terminata con un furgone rubato travolto da un treno passeggeri, fortunatamente non carico, alle 5:30 circa del mattino, sullo sfondo l'area di Castagnole a Paese, lungo la strada regionale Feltrina. Una notte lunga, lunghissima, iniziata ufficialmente con l'allarme partito dal centro all'Iper per una spaccata al Beauty Star che si trova all'interno. È l'1:45 quando un fiorino usato come ariete sfonda le vetrate della galleria commerciale. L'azione è fulminea, i malviventi arraffano buona parte dei profumi di alta gamma, viene allertato anche il vice direttore del centro. Appena mi hanno chiamato mi sono messo in moto e sono arrivato qua. Ho dovuto farmi la strada a piedi da Oro fino a qua perché la strada era chiusa. Proprio così, perché chi arriva sul posto capisce che i ladri prima del colpo hanno bloccato la Feltrina. Un camion viene trovato in direzione nord, l'altro a sud. Di fatto la regionale risulta come sigillata. La videosorveglianza interna riprende la scena, le immagini vengono poi acquisite dagli inquirenti. All'incirca 6-7 persone saranno state. Erano travisate? Sì. I carabinieri scoprono praticamente nell'immediato che i mezzi risultano essere stati rubati circa un'ora prima da un'azienda di Castagnole, la ditta edile Martini. I 2 camion, uno a 3 assi, l'altro a 4, sono stati usati per bloccare la strada, il fiorino appunto come ariete e un daily per caricare la refurtiva, furgoncino che viene poi abbandonato sui binari della ferrovia in mezzo ai campi dopo un percorso su strada sterrata. Qui sarebbe anche avvenuto il travaso dei profumi rubati, alcuni sono rimasti anche a terra. Alle 5:30 lo scontro con il primo treno regionale di giornata diretto a Montebelluna per entrare in servizio. L'impatto inevitabile, fortunatamente non ci sono feriti, resta la conta dei danni e la caccia aperta alla banda. Certo che arrivare qua alle 2 di notte un po' frastornati e trovarsi il disastro che c'era non è certo piacevole. È distrutto perché l'hanno addirittura bloccato nella ferrovia con 2 corde prelevate, sempre rubate dal nostro cantiere, ed è là, come si vede dal video.
Perché il tema è proprio questo, cioè lo hanno ancorato ai binari della ferrovia. Sì, ancorato, dove che però noi non sapevamo neanche che potevano accedere alla ferrovia. Loro lo sapevano. C'è prima di tutto stupore nelle parole della famiglia Martini, proprietaria dei mezzi rubati per la spaccata al centro commerciale Aliper di Castagnole. Il deposito della ditta edile si trova poco distante e sicuramente i malviventi avevano pianificato il maxicolpo in ogni dettaglio, ma oltre lo shock aleggia una domanda. Chi paga? Per adesso sappiamo che paghiamo noi quello che riguarda il disagio che abbiamo avuto, i camion sequestrati e il dell'Iro, e per il resto siamo in attesa adesso delle comunicazioni da parte della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri. C'è poi l'altro fronte, quello ferroviario, con il traffico bloccato per metà giornata. Operai e tecnici di FS hanno lavorato senza soluzione di continuità dall'alba per ripristinare il servizio. Tra chi è accorso c'è anche il giovane Marco Bertuola, residente a Castagnole e animatore di un gruppo social dedicato proprio ai treni. La collisione, racconta, è stata potente. Ha danneggiato il gancio automatico del treno e il vomere che sarebbe praticamente sotto il motrice e ha danneggiato pure anche un palo della trazione elettrica che qualche giorno fa hanno fatto anche le corse prove per l'attivazione della trazione elettrica il 14 dicembre. Il treno è ripartito soltanto alle 13:30 dopo la messa in sicurezza dell'intera area. La consapevolezza è che poteva andare molto peggio. Dall'amarezza dei proprietari dei mezzi, la paura insomma anche di chi ha sentito il botto, al terrore vero e proprio di chi invece ha scoperto di aver avuto i ladri in camera mentre stava dormendo. Il racconto della vittima di questo furto a Pianezza nel Vicentino. È un'ondata di furti senza fine, quella che si sta registrando nel territorio bassanese e marosticense. La gente ormai è esasperata, la rabbia cresce, come crescono la paura e la preoccupazione per un fenomeno che non accenna a diminuire. Ieri sera i ladri hanno colpito in alcune abitazioni di Pianezze, in via Pilastro, sono entrati nella casa della famiglia Fantinelli. La moglie e quei bambini sono andati a prendersi una pizza. Io avevo staccato la notte il giorno prima e avevo anche un po' di febbre. Ieri sera ero a letto e questi sono entrati. A che ora? Era verso le 6:30. I malviventi sono arrivati fino alla camera dove Damiano stava riposando, sotto le coperte. Hanno girato intorno al letto, intorno a lui. Io ero a letto perché gli hanno proprio strappato il comodino a mia moglie e lo hanno portato fuori. Che cosa vi hanno rubato? La bambina, braccialetti, anelli, anche la moglie, braccialetti, orecchini, tutta roba di oro. Con ogni probabilità, quando la moglie e i figli sono rientrati, i ladri erano ancora dentro in casa. E il cagnolino, appena che è sceso dalla macchina, è venuto su per le scale, tutto righiando, che aveva sentito che erano ancora dentro. Quindi erano ancora dentro quando è arrivata sua moglie con i bambini? Sì. Quanta amarezza c'è? Tanta. È una ferita? Tanta rabbia anche. Più rabbia, più dolore? Sì. E mi diceva mi sono arrabbiato anche con i carabinieri ieri sera. Sì, è per la storia che insomma non siamo tutelati alla fine. Sentite indifesi? Dobbiamo mettere su telecamere, allarmi, tutto del genere. Le telecamere dei vicini hanno ripreso i ladri mentre entravano nella proprietà della famiglia Fantinelli facendosi luce con delle torce. Non so più cosa dire. E io mi alzo alle 4 del mattino e vado a lavorare. E vado anche alla notte e adesso ho paura. Lascio a casa la moglie con 2 bambini. Queste persone che entrano anche se sei a casa. Dove siamo arrivati? Non siamo tutelati è una frase che riecheggia spesso anche tra i commercianti. Ad esempio a Treviso, quella raffica di spaccate, la stessa banda in azione, l'ultimo colpo, poi vengono individuati ma rilasciati poco dopo.
Sono 2 uomini, uno di 50 e uno di 55 anni e una donna di 45. Dentro la borsa o comunque nella macchina hanno trovato un martello, quindi loro dalla parte del toglichiodi, cioè quella parte diciamo fatta a coda, battono sulla porta finché si forma una crepa e dopo con i piedi tutti e tre danno addosso la porta finché non si sfonda. Ennesima spaccata della settimana, questa volta al bar Ninfea di via Albertino da Corona a San Giuseppe, bar centrale e noto nel quartiere. Anche in questo caso non c'è stata refurtiva, ma solo danni causati da parte di 3 trevigiani con svariati precedenti penali che qualche ora prima erano stati al Tiffany di Canizzano. Anche in questo caso sono stati vicini a chiamare le forze dell'ordine, arrivate nel giro di pochi minuti. Li hanno cercati e nell'arco di 3/4 d'ora, dalle 2:30 alle 3:15, sono riusciti a prenderli. Mi hanno chiamata, naturalmente siamo andati in questura, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, per di più la polizia ha trovato sotto le loro scarpe pezzi di cristallo della mia porta. Oltre a questo anche un tagliandino con un QR code di Satispay trovato nella macchina incastrava i delinquenti, ma senza fragranza di reato sono stati rilasciati, liberi di colpire di nuovo. So che quando sono stati rilasciati domenica mattina, so che nella notte tra domenica e lunedì sono andati su un altro bar, perché modus operandi lo stesso, a Villorba. Anche il sindaco Conte si esprime portando solidarietà e auspicando la risoluzione del problema in tempi brevi, soprattutto anche la certezza della pena. Ovviamente dà fastidio e porto la mia vicinanza alle vittime, che sono le attività commerciali che magari molte volte si trovano costrette a spendere migliaia di euro per ripristinare il danno. L'auspicio è che si riesca quanto prima a individuare i responsabili e l'auspicio è che una volta individuati queste persone possano rimanere in galera per un po' di anni. L'esasperazione tra commercianti e cittadini è palpabile e il senso di sconforto evidente. Non abbiamo mezzi, non dico per difenderci, ma per tutelarci, perché comunque anche se vengono presi e noi facciamo la denuncia, sono fuori dopo 2 ore, magari ce li ritroviamo fra una settimana che ci riprovano, sistemiamo i danni, che qua una porta così, penso come tutti siamo sui 3.000 euro di danni e magari fra un mese ce la risfondano di nuovo. Dispiace tanto perché è un bar che noi frequentiamo spesso e ci dispiace per il fatto anche perché ci sentiamo poco sicuri, ecco. Rabbia e l'amarezza, insomma, sono sentimenti costanti in questo periodo. Abbiamo visto il sindaco Mario Conte intervistato su questa vicenda. Sindaco Mario Conte che, e cambiamo per un attimo argomento, era presente questa mattina in Duomo, non c'era solo lui ovviamente, ai funerali, l'ultimo saluto allo storico imprenditore Nicola Tognana. Ha seguito questa mattina la cerimonia funebre. Francesca Bozza insieme a Tommaso Migot. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Si è concluso da pochissimi minuti in Duomo il funerale di Nicola Tognana, scomparso dopo una lunga malattia qualche giorno fa. La giornata era iniziata prima del previsto, era previsto intorno alle 10:30 la partenza dalla sua abitazione. In realtà il corteo funebre si è messo in movimento qualche minuto prima, si è accompagnato il feretro lungo le vie della città come un abbraccio, l'ultimo abbraccio di Treviso a Tognana. Vicino a lui la moglie, dietro in un lungo abbraccio, stretti l'uno all'altro, i figli e i nipoti che l'hanno accompagnato appunto fino a qui in Duomo. Un Duomo gremito, tanti rappresentanti del mondo imprenditoriale veneto, trevigiano, c'era l'amico Luigi Brugnaro, c'era il sindaco di Treviso Mario Conte, c'erano gli ex volti degli industriali di Treviso, da Maria Cristina Piovesana a Milan, c'erano gli imprenditori Andrea Tomat, Mario Moretti Polegato, c'era Remo Mosole, insomma
chi ha conosciuto il Nicola Tognana come uomo e come imprenditore. Così è stato ricordato anche durante l'omelia di Don Mario, che ha ricordato l'impegno come imprenditore nel mondo dell'associazionismo, che però, ha detto Don Mario, non gli ha mai evitato di dedicarsi agli altri. La sua vita è stata dedicata, rivolta all'ascolto degli altri, per far crescere la sua azienda, ma per far crescere anche la città di Treviso, sempre con la sua famiglia accanto. E accanto a lui, all'imprenditore Nicola Tognana, c'è stata Laura, assistente per 47 anni, accanto a Nicola Tognana, che lei oggi ricorda come? Magnifica, una persona speciale, una persona che mi ha dato tanto nella mia vita aziendale naturalmente, ma anche familiare. Una persona che mi ha fatto vivere alcune sensazioni che in un posto come il mio normalmente di provincia non si potrebbe vivere, perciò dall'associazione a Confindustria, alla Camera di Commercio, alla Fondazione Cassamarca. Sono stata la persona che mi ha voluto a fianco per avere un supporto per quello che poteva essere le cose anche sue personali e politiche. Nel corteo c'erano anche alcuni dipendenti del gruppo Tognana, che compie 200 anni, avevano una rosa rossa che poi hanno deposto sul feretro prima della partenza verso il cimitero di San Lazzaro, e hanno parlato di Nicola Tognana, Laura, come di un imprenditore d'altri tempi che, e lo ha detto Don Mario, ha lasciato il segno in tanti modi diversi. Non era un imprenditore d'altri tempi, la scuola gliel'aveva fatta il papà, Alessandro Tognana. Lui invece era molto lungimirante, perché non si è limitato alla nostra provincia, perciò alla fabbrichetta, alla fabbrica piccola. Ha creato insieme al suo collega Antonio Caberlotto un'immagine del gruppo industriale Tegolaia, che alla fine anche nel 2003 si è aggiunta un'altra realtà molto importante adesso nella profonda Calabria, che noi scherzando chiamavamo Calabria Saudita, che è la società dei fratelli Muto di Cutro. Mancherà? A me io sto già male, perché per me era anche un amico, non solo un datore di lavoro. Non è mai stato un datore di lavoro. Grazie. Io conosco tutta la famiglia, ho fatto 4 generazioni di Tognana. Faceva anche lei parte della famiglia? Sì, spero di sì. Grazie Laura. Sì, arrivederci. Grazie Laura, è un ricordo, grazie mille, un ricordo commosso di Laura, assistente per 47 anni di Nicola Tognana, presente anche il numero 1 degli industriali del Veneto, Paola Carron, tanti volti noti, ma anche tanta gente comune che ha voluto salutare nel suo ultimo viaggio Nicola Tognana. Da Treviso, dal Duomo di Treviso, insieme a Tommaso Migotto è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Francesca Bozza e Tommaso Migot. Noi cambiamo argomento, passiamo a Cassola, dove c'è un'importante giornata oggi per quanto riguarda il traffico tra Cassola e Bassano del Grappa. Ci racconta tutto Mirko Cavallini in diretta. Buongiorno Mirko. Buongiorno Nicola, bentrovati con Alessandro Costacurta, la parte tecnica, e con il sindaco di Cassola Gianantonio Stangerlin. Finalmente, dopo tante attese, mesi di attesa, insomma, questo pezzo della di fatto nuova tangenziale sud di Bassano, sono un paio di chilometri che uniranno la statale 47 fino alla parte ovest di Bassano, finalmente si apre nei tempi che un mese fa aveva annunciato il ministro Salvini. Sì. Buongiorno a tutti intanto. Sicuramente si tratta di un momento particolarmente importante sotto il profilo strategico per l'apertura di questo sottopasso, che permette di sbloccare la realizzazione di tutta una serie di altre opere sul resto della bretella che è attualmente in costruzione, e questo è indubbiamente un modo per fare sì che il progetto possa andare avanti in tempi più rapidi.
I tempi sono di circa un anno per avere tutta l'opera completata, ci sono vari pezzi diciamo già pronti. Qui c'è stato un problema di collaudo, ma si è provveduto in un altro sottopasso ad anticipare i tempi. Sì, in occasione del collaudo di questo sottopasso è stato fatto anche il collaudo del monolite di un altro sottopasso che era già stato realizzato, e quindi una volta che la ditta che sta costruendo l'opera avrà completato la strada in quel nuovo ulteriore sottopasso, non sarà necessario attendere i tempi di RFI per effettuare il collaudo, come invece è stato necessario fare per il collaudo di questo. Quindi indubbiamente è una buona notizia anche su quel fronte. Ecco, lì il sottopasso passa sotto appunto la ferrovia, la linea Padova-Bassano, e i treni già ci passavano di fatto da alcuni mesi. Resta da completare qualcosa qui sulla pista ciclopedonale? Sì, entro qualche giorno dovranno essere montate le reti di protezione sulla pista ciclopedonale e poi sarà aperta. Cosa vuol dire per il bassanese e non solo quest'opera, che di fatto era un tappo che bloccava la viabilità? Qui vicino, lo dico per i non bassanesi, c'è l'ospedale. Beh, sicuramente è importante appunto per dare accesso ai mezzi di soccorso, innanzitutto nella località di San Zeno, ma ovviamente anche nella località poi di Cassola. Il fatto di non dover attendere i tempi di un passaggio a livello, come attualmente avveniva, è sicuramente un vantaggio enorme sia per l'ambulanza sia per i vigili del fuoco. Quindi una buona notizia, e fra un anno circa, entro la fine del 2026, Italia Opere e ANAS insomma dovrebbe completare l'opera a valore, come abbiamo detto, di circa 20 milioni di euro complessivi per circa 2 chilometri, ma è una zona molto abitata e anche molto ricca di sottoservizi che vanno intercettati e in qualche modo spostati. Grazie al sindaco di Cassola, Gian Antonio Stangerlin. Con Alessandro Costacurta da Cassola vi restituiamo la linea. Grazie a Mirko Cavallin. Torniamo alla cronaca, l'operazione della Guardia di Finanza che ha visto interessate sia il Friuli che il Veneto, il veneziano in particolare. Parliamo di appalti truccati per quanto riguarda gli scuolabus. Il responsabile delle vendite di una ditta veneziana fornitrice di scuolabus si presentava dai dipendenti comunali per promuovere i propri mezzi, proponendo un aiuto nella predisposizione del capitolato d'appalto. Con la connivenza dei funzionari veniva predisposto un bando di gara con specifiche tecniche altamente dettagliate tali da limitare al massimo o azzerare la concorrenza. Successivamente la Stefanelli partecipava alla gara e ovviamente se la aggiudicava. Per questo 18 funzionari pubblici di 14 comuni delle province di Udine e Pordenone e l'agente di vendita sono stati segnalati alle rispettive procure della Repubblica per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nel corso di indagini di polizia giudiziaria già in corso nei confronti di un comune della provincia di Udine, è stato accertato come un dipendente di una società che operava nel settore degli autobus avvicinava i funzionari di questi comuni proponendo l'acquisto di scuolabus, quindi presentava un preventivo talmente stringente che poi veniva riportato nella successiva gara d'appalto, che di fatto individuava questa concessionaria come unica fornitrice degli scuolabus. Questa indagine è partita quando? L'indagine è partita nel 2022, gli appalti sono relativi al periodo 2018 e 2020. I comuni coinvolti sono Premaria, Quarta Terme, Dignano, San Pietro al Natisone, Rive d'Arcano, Prato Carnico e Taipana. Per il Pordenonese Andreis, Montereale, Arba, Travesio, Cavasso Nuovo, Aviano e Pinzano al Tagliamento. Gli appalti irregolari valgono oltre 1.600.000 euro. Sì, diciamo che ogni singolo autobus tendenzialmente andava dai 90 ai 130-140.000 euro in base alla tipologia. Il Tribunale di Udine ha già definito in primo grado 4 procedimenti penali, di cui 2 conclusi con sentenze di condanna e 2 con richieste di patteggiamento. Indagini e procedimenti analoghi negli ultimi mesi si sono verificati anche nelle province di Gorizia e Belluno. Del nuovo capitolo dell'inchiesta Palude a Venezia con il patteggiamento dell'ex assessore Boraso.
L'ex assessore Renato Boraso ha concordato con la Procura di Venezia una pena di 10 mesi e un risarcimento di 37.000 euro per presunta corruzione nella vendita di Palazzo Poerio Papadopoli ed altre accuse di turbativa d'asta rimaste fuori dall'ordinanza di custodia cautelare. L'accordo raggiunto dall'avvocato di Boraso con i pubblici ministeri porterebbe ad una condanna totale di 4 anni e 8 mesi per l'ex assessore, sommandola ad un primo patteggiamento di 3 anni e 10 mesi e 400 euro di multa per 12 accuse di corruzione. Prima però l'accordo dovrà essere approvato dal GUP, che si esprimerà il 22 dicembre, esattamente 10 giorni dopo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, in cui comparirà anche il sindaco Luigi Brugnaro per la trattativa di vendita dei terreni ai Pili e per la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al magnate di Singapore Chin Kiat Quong. Nell'udienza di oggi hanno chiesto il patteggiamento anche Carlotta Gislon, la sua società, la Mafra SRL, il dipendente comunale Gian Roberto Licori e gli imprenditori Nievo Benetazzo e Jacopo D'Alio. Comune di Venezia e città metropolitana si sono costituite parti civili. Intanto non c'è ancora, restiamo a Mestre, non c'è ancora nemmeno la certezza dei risarcimenti per i 6 milioni di euro di danni provocati a cittadini e imprese dall'alluvione che ha colpito la terraferma di Mestre ad agosto. Per il senatore Dem Andrea Martello un ritardo e una incertezza inaccettabili. Per i risarcimenti ai cittadini e alle imprese danneggiate dall'alluvione che ha colpito Mestre nel mese di agosto siamo ancora a Montefonda, ancora non c'è certezza, si dice che se ne parlerà il prossimo anno e continua ad esserci una trafila tra la Regione, Roma e il Comune di Venezia. Sono passati quasi 4 mesi da quando un'alluvione colpì Mestre, provocando danni per più di 6 milioni di euro. E per i risarcimenti non si ha certezza non solo dei tempi, ma nemmeno del loro effettivo stanziamento. Il Comune invia la documentazione in Regione, la Regione la gira alla Protezione Civile Nazionale, la Protezione Civile Nazionale attiva le ispezioni dei tecnici per accertare e poi decidere se dichiarare lo stato d'emergenza. Una situazione di attesa e di incertezza più volte denunciata dal senatore Dem Andrea Martella. È una situazione inaccettabile per i cittadini che devono avere i risarcimenti necessari e tutto questo avviene mentre in Comune si occupano del rimpasto di chi entrerà in giunta e di chi andrà a occupare questa o quella poltrona. Sinceramente tutto inaccettabile. A Mestre restiamo in città, sabato 13 dicembre una grande iniziativa, una nuova mobilitazione per tenere vivo il sostegno alla famiglia di Alberto Trentini, il cooperante del Lido in carcere in Venezuela da più di un anno. Si sta avvicinando Natale, il secondo, sempre in attesa di Alberto Trentini, il cooperante veneziano, arrestato in Venezuela senza alcuna accusa formale il 15 novembre 2024, da più di un anno. La richiesta e la speranza degli amici e della famiglia è che Alberto possa essere rilasciato quanto prima di Natale. Un anno e più in carcere senza colpe, liberatelo subito. Questo è il titolo della grande iniziativa pubblica che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 11 a Mestre al Centro Culturale Candiani. Ci saranno i familiari di Alberto e gli amici, Ottavia Piccolo, Beppe Giulietti. Interverranno in videocollegamento Carlo Berdelli, editorialista del Corriere della Sera, e l'avvocato Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Trentini e anche Regeni, Paciolla e Rocchelli. Coordinerà l'incontro l'ex parlamentare Nicola Pellicani. Questa nuova mobilitazione è organizzata dall'Associazione Articolo 21, sempre in prima linea, con la fondazione dedicata a Gianni Pellicani. Anche oggi, come tante altre volte, come Articolo 21 abbiamo portato la solidarietà, un abbraccio alla famiglia Trentini, al Lido di Venezia, ed è una famiglia sempre più addolorata. Altro che criticarli per i loro toni. Sono sin troppo gentili. Se Alberto non verrà liberato a breve, si avvicina sempre più purtroppo il rischio concreto che questo possa essere per la famiglia e gli amici il secondo Natale di angoscia senza la liberazione di Alberto. Hanno già aderito alla mobilitazione Amnesty International, CGIL, CISL e UIL, dunque i sindacati unitari, Emergency, Medici Senza Frontiere e ANPI. Altre adesioni stanno arrivando. Il cooperante francese è stato liberato, era in carcere dal 26 giugno. L'Italia farà lo stesso, farà sentire la sua voce
Anche la famiglia Trentini si augura che l'Italia voglia imitare la Francia e che Alberto possa tornare a casa finalmente. Allora, prima di andare in pubblicità, adesso vi faccio vedere questa immagine dal PC. Siamo su Treviso Today, adesso vediamo se riesco a togliere, adesso, aspettate un attimo, riesco a togliere le immagini ulteriori, no, non riesco a farvelo vedere. C'è eccola qua, la vedete questa foto, esce di casa e sparisce nel nulla, ore di apprensione per la sorte di un 21enne, c'è l'appello perché è stato attivato il protocollo della Prefettura per le ricerche delle persone scomparse. Nicola Carai, residente a Spresiano, alto circa 1,83 m, di corporatura esile, capelli corti, scuri, occhi verdi e barba corta. È stato appunto attivato il protocollo e ci sono le ricerche in atto di questo 21enne, quindi come sempre se lo vedete è residente a Spresiano, ma potrebbe essere ovviamente ovunque in questo momento. Se lo vedete dovete contattare ovviamente, o se avete notizie, contattare i carabinieri. Andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo in diretta e ripartiremo da un tema molto politico a proposito delle regionali, cioè il tema del sociale, il tema degli anziani. È stato uno dei punti tante volte richiamato durante la campagna elettorale da tutti i candidati, anche dallo stesso neogovernatore Alberto Stefani. Ebbene, c'è un allarme sempre più forte, l'allarme c'era già precedentemente, ma il presidente dell'associazione che coordina le case di riposo in tutto il Veneto, Roberto Volpe, ieri proprio in prima edizione ha lanciato un vero e proprio allarme, dice l'emergenza è già arrivata, c'è già uno tsunami sociale e quindi ripartiremo proprio da questa urgenza. Siamo ben oltre l'emergenza. Il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi. Il quadro che disegna il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani, Volpe, è quello che lui definisce lo scenario di uno tsunami economico-sociale, di una tempesta perfetta. Oggi in Veneto gli ultraottantenni sono più di 382.000, nel 2050 supereranno le 670.000 unità. Di questi il 65% saranno anziani soli. Dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Numeri dietro ai quali ci sono anziani che avranno bisogno di strutture che diano loro la giusta assistenza. 10.000 quelli oggi in lista d'attesa per un posto letto. Servono ulteriori spazi, ma anche se questi ci fossero mancherebbe il personale. In Veneto attualmente servono 3.000 operatori sociosanitari in più. Non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. E oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani. Come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale? E poi questo, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti. La risposta all'interrogativo passa attraverso diverse soluzioni, da politiche per un invecchiamento attivo alla gestione dei flussi migratori per portare dall'estero personale da impiegare nelle strutture e ancora la necessità di un sostegno economico per le RSA. Più in generale serve una maggiore attenzione per tutto il mondo degli anziani. Secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, noi non abbiamo un ministero per gli anziani. E allora c'è l'appello anche alla Regione, l'agenda della Regione, tutto ovviamente è legato anche a chi si occuperà del sociale. Sappiamo per esempio
che il neo presidente del Veneto Alberto Stefani nella composizione della giunta aveva annunciato anche in campagna elettorale, lo ha confermato, che ci sarà un assessorato ad hoc per il sociale staccato da quello molto delicato ad esempio della sanità. Giunta che è in fase di composizione, si attende però prima la proclamazione degli eletti, ne ha parlato ieri proprio il neogovernatore Alberto Stefani. Sentite. Per la Giunta ci sono 10 giorni dalla data della proclamazione, che non è ancora arrivata, ma siamo già a buon punto e cercheremo ovviamente di fare il prima possibile nell'interesse del Veneto e di Veneti. Decideremo persone che nel loro percorso politico, professionale o formativo abbiano avuto un bagaglio, abbiano maturato un bagaglio importante nell'ambito di riferimento. Hai detto per i Veneti, hai detto sarà il presidente di tutti i Veneti. Cosa si sente dire anche a quel 52-53% che non ha votato? Beh, innanzitutto è fondamentale lanciare un piano di lavoro per incrementare l'affluenza alle urne. Per farlo serve coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, proprio per questo ho deciso di trattenere la delega alle politiche giovanili e di occuparmi direttamente delle questioni che riguardano i giovani. Ci saranno molti giovani anche in giunta, diciamo, neofiti. Beh, faremo del nostro meglio, poi ovviamente il Consiglio regionale è stato eletto dai cittadini, sulla base di quello faremo le scelte migliori per il Veneto e per il nostro straordinario territorio. Qui saranno consiglieri, non ci saranno esterni, sono tutti consiglieri eletti. Ma faremo delle valutazioni al momento opportuno, in questo momento stiamo ovviamente valutando prima gli eletti e poi faremo le nostre valutazioni sulla base degli ambiti di riferimento. Quindi insomma c'è ancora da attendere per la composizione della giunta. Intanto da presidente del Veneto assisterà al grande evento fra ormai meno di 2 mesi o poco più di 2 mesi delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ieri e oggi un passo importante, la fiamma olimpica di Milano Cortina è arrivata in Italia ieri sera, da Atene dove era partita è passata nelle mani del presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, che vedete, e di Jasmine Paolini, accolta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. È stata custodita in una preziosa lanterna ad olio nella Sala della Vetrata, dove è rimasta poi accesa tutta la notte. Ecco la lampada, la lanterna ad olio che ha conservato la fiaccola olimpica con la cerimonia con Malagò e Jasmine Paolini e Filippo Ganna, e poi questa mattina, poco fa, si è conclusa a Roma proprio la cerimonia dell'accensione del braciere, con presenza ovviamente non solo del capo dello Stato Sergio Mattarella, c'era anche il governatore in carica Luca Zaia, c'erano Giorgia Meloni, Matteo Salvini, c'era ovviamente anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Fra poco vedremo proprio alcuni scatti dell'accensione del braciere olimpico, che di fatto dà il via a quella che è il viaggio della fiaccola olimpica in tutta Italia, una staffetta che domani vedrà il primo tedoforo Gregorio Paltrinieri dare il via a questo viaggio della fiamma olimpica, che attraverserà, come sappiamo, tutto il paese, ed è il via ufficiale, diciamo, al viaggio che porterà poi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vediamo se riusciamo a vedere anche le immagini dell'accensione del braciere, con la cerimonia da poco conclusasi proprio a Roma. Eccolo qua, il braciere acceso con Mattarella, Zaia, lo vedete, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, qui anche Salvini, il Presidente della Camera Fontana e il Presidente della Lombardia Attilio Fontana, suo omonimo. E intanto lo Sliding Center di Cortina ha già richieste per i prossimi 4 anni e la Apollonio Socrepes ha ottenuto ogni via libera necessario. Sliding Center prenotato fino al 2030 e per la cabinovia di Apollonio Socrepes è arrivato il nulla osta tecnico di Ansfisa. Nel corso del sopralluogo congiunto sulle opere di Cortina d'Ampezzo, presenti il commissario di governo Fabio Saldini insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, è stata annunciata la manifestazione di interesse da parte della Federazione Internazionale di Slittino per un calendario di eventi quadriennale che verrebbero ospitati nella struttura realizzata per i Giochi di Milano Cortina 2026.
In merito invece ai lavori in corso sulla cabinovia Pollonio-Socrepes è arrivato appunto il nulla osta tecnico da parte di Ansfisa. Il TAR ha confermato la correttezza delle procedure e da questa settimana si inizieranno a montare i piloni 10 e 1, nonché le strutture meccaniche della stazione di monte. A seguire si procederà con la stazione di valle. L'obiettivo è arrivare a completare l'impianto entro la fine di dicembre, per procedere quindi con il collaudo entro fine gennaio. Dopo le Olimpiadi ovviamente ci saranno le Paralimpiadi, allora parliamo di Paralimpiadi del Comitato Paralimpico del Veneto, che ha firmato con le Università di Venezia, Verona e Padova le dichiarazioni di intenti stabilite dal decreto Progetto di Vita per un approccio multidisciplinare al mondo paralimpico. Un provvedimento importante promosso dagli organi governativi che mette assieme tutti i provvedimenti che riguardano i diritti delle persone, quindi la salute, l'attività lavorativa e l'istruzione, e a questo aggiungiamo anche l'ultimo diritto acquisito nel 2023, cioè lo sport, all'interno dei percorsi di vita delle persone con disabilità. Si tratta del decreto legislativo 62 del 2024, ma convenzionalmente conosciuto come progetto di vita. Un decreto che stabilisce un approccio multidimensionale alla disabilità, focalizzato sui bisogni e il potenziale individuale della persona in un sistema che interagisce tra enti, istituzioni e varie competenze. È da questo che è nato il convegno, che ha avuto l'obiettivo di mettere in rete istituzioni e università. Con la firma degli 4 Atenei veneti chiudiamo e coloniamo un percorso che ci vedrà a proporre una politica integrata relativamente al progetto di vita. Il Comitato Paralimpico Veneto e i rappresentanti delle Università di Venezia, Verona e Padova hanno siglato dunque una dichiarazione di intenti per la realizzazione di un percorso formativo interateneo dedicato al movimento paralimpico. Firmiamo per ragionare su un possibile percorso di alta formazione, e quello che vogliamo però fare in generale è cercare di favorire e di propagare i valori dello sport paralimpico anche all'interno dell'ambiente universitario. Come Ateneo del progetto noi affrontiamo il tema dell'accessibilità e dell'inclusione in tutte le sue forme. L'aspetto interessante di coordinarsi con altri Atenei. L'idea è stata quella di mettere insieme le competenze trasversali dei quattro Atenei con l'aiuto della Regione per creare proprio un lavoro transdisciplinare per intercettare non solamente lo sport paralimpico ma tutte le persone con disabilità. Ci specializzeremo, ci stiamo già specializzando nella valutazione, nella prescrizione, nella disabilità. Trattare dunque la disabilità come una condizione e non come una mancanza di qualcosa. Una condizione che oggi in Europa coinvolge ben il 23% della popolazione sopra i 16 anni e che per quanto ci riguarda qui in Veneto si occupa quasi del 6% della popolazione, quindi ha un impatto importante all'interno del nostro territorio. Parliamo più di 374.000 persone con disabilità. Un'altra, l'ultima, brevissima pausa pubblicitaria, poi ripartiremo da una storia che ci arriva da Udine, quindi allarghiamo il nostro raggio al Friuli, ed è una storia davvero incredibile, un calvario di paura e sofferenza che sta passando una signora di 83 anni, proprietaria di un appartamento a Udine, occupato abusivamente da cittadini pakistani che non se ne vanno nonostante le denunce e che addirittura la minacciano di morte. Sono casi sempre più frequenti. Subito dopo la pubblicità, questa storia che vi raccontiamo da Udine. Noi viviamo male, perché vivo male anche a casa, ho il terrore, mi tocca sfrangarmi a me, ho paura. Cioè è un incubo praticamente. Un incubo, io non ne posso più, non posso vivere così. L'incubo della signora Lidia comincia quando dà in affitto il suo appartamento di via Roma a un'inquilina originaria della Georgia, che ad un certo punto decide a sua volta di subaffittare l'immobile a una famiglia di cittadini pakistani. I nuovi ospiti non pagano l'affitto e di fatto occupano l'abitazione rifiutandosi di andarsene. Parte un iter di denunce, varie chiamate a polizia e carabinieri, fino al 13 novembre scorso, quando un ufficiale giudiziario fa sgomberare l'appartamento, ma per la signora l'incubo non finisce. Loro lì li hanno trovati 7 di loro, 3 nascosti sotto il letto, li hanno portati tutti dentro, carabinieri in via Trieste. L'indomani me li sono trovati qua
E da lì loro sono sempre entrati, finestra, porta, hanno scassato tutto, mi hanno scassato la porta di entrata che è blindata, hanno staccato un pannello per arrivare al motore lì della serratura e avanti, e loro fanno i cavoli loro così. Ma qua è una stalla, qua è una sporcizia, uno sporco, una porcheria, una roba terribile. Io sono coi brividi. Io ho 83 anni, non posso sopportare queste cose qua, no, assolutamente. Poi le porte aperte, che il riscaldamento è centrale, lo pago io, quello che consuma. Scaldano il cortile. È una roba terribile, terribile. Finestre, porte, devo cambiare su tutto, devo mettere un'inferriata adesso che prima non occorreva. Adesso mi toccherà fare anche quello. E chi mi paga? Chi mi paga? Senta, lei ha detto che è stata anche minacciata da queste persone. Oh sì, le hanno detto che le bruciano la casa a mia figlia, che le bruciano qua, che loro ci ammazzano e avanti. E chissà che altro le hanno detto ai carabinieri, che sono venuti fino a casa a dirci di stare attenti, di chiudere, di stare attenti, non aprire. Sono stati bravi carabinieri e polizia, devo dire tutto bene, sì. Però non ci si salva. Non sa più a chi rivolgersi Lidia. Ha cambiato più volte la serratura, ma gli occupanti entrano dalla finestra della terrazza. Ha tentato anche di parlare con l'amministrazione comunale. Che noi siamo cittadini, no? Dovrà vedere di noi cosa succede nella sua città, anche il sindaco. Quindi lei si sente sola in questa battaglia? Io sono vedova da poco, io non ne posso più. Ecco. Non ho avuto tempo neanche di piangere per mio marito, che era un grande, mio marito era bravissimo. Se una legge è fatta così, dovrebbero metterli in manette fuori o li mandano a casa loro. Questi sono delinquenti, non si può lasciare qua questa gente, li mandino via a casa loro. Davvero incredibile, siamo ritornati in diretta a questa vicenda che viene da Udine, ci hanno raccontato i nostri colleghi della redazione di TV12 e poi c'è l'esasperazione e torniamo a parlare di furti per chi entra in casa per rubare. Raccolte questa mattina da Vanessa Banzato le testimonianze di chi abita in via Villa a Tezze sul Brenta, una vera raffica di furti e c'è chi ormai si sfoga e dice io sparo, sentite. Ci troviamo in via Villa, Tezze sul Brenta. La gente che abbiamo avvicinato al nostro microfono ci ha segnalato che almeno un'abitazione ogni sera viene presa di mira dai ladri. Una situazione che sta davvero portando all'esasperazione la gente, le persone sono terrorizzate, le persone sono spaventate e oltre alla paura dei ladri si va ad aggiungere anche il fatto che sull'intera via dalla mezzanotte in poi tutti i lampioni sono spenti. Questa è una via molto, è un crocevia perché vengono su da Santa Croce Bigolina, è un crocevia e alla sera qui purtroppo è tutto buio perché verso mezzanotte, l'una di sera tolgono la corrente, è buio totale. Siete preoccupati? Sì, sono venuti anche a casa mia, abbiamo molta paura. Ladri scatenati, signora. A me fa paura perché avendo un disabile a casa ho ancora più paura. Preghiamo il Signore. Sono venuti anche a casa sua? Sì, certo. Sono entrati dalla parte posteriore della mia proprietà, praticamente hanno posizionato 2 scale, sono entrati di là e c'era un personaggio nel parcheggio a fianco alla farmacia di fronte a casa mia che praticamente era col telefono in mano che controllava se io arrivavo o ritornavo a casa. C'è rabbia immagino, ma anche tanta paura. Rabbia tantissima e sono incazzato nero. Alla fine passiamo noi in casa nostra che non siamo neanche più proprietari della nostra proprietà. Cioè io adesso ho dei fucili a casa, non li uso, non ho munizioni perché io sono un tipo che sparerei subito, però adesso mi armo. Lo sfogo della gente purtroppo si arriva anche a questi estremi. Lasciamo la cronaca per parlare dell'esercitazione che si è conclusa ieri a Motta di Livenza e che in diversi giorni ha visto coinvolte oltre 20 rappresentanze di eserciti della NATO distribuite tra Veneto e Friuli, oltre 200 militari coinvolti. Al centro, la base del Simic Group lungo il Livenza, obiettivo testare proprio la preparazione della NATO. La NATO deve essere coesa, la coesione tra i vari eserciti passa sempre attraverso l'addestramento e passa sempre attraverso la condivisione delle esperienze.
In questo senso si è svolta l'esercitazione AD25. Per 10 giorni tra Veneto e Friuli si sono messe a punto le operatività tipiche del CIMIC Group di Motta di Livenza, che ha il compito di dare ai centri di comando la visione più chiara possibile degli scenari di guerra, tenendo conto non solo degli eserciti ma anche della popolazione civile. L'esercitazione non riguarda solo il Veneto o solo Motta di Livenza? Sì, è vero, siamo schierati anche in area friulana, nel nord-est, quindi nella zona di Udine. Abbiamo toccato le città di Osoppo, abbiamo trovato vari insediamenti lì con la popolazione locale, abbiamo interagito. Noi vogliamo rendere i nostri operatori particolarmente capaci nel dialogo e nella negoziazione, per cui abbiamo una forte interazione con la comunità locale, dove gli amministratori locali, gli esponenti delle istituzioni locali si prestano effettivamente a fare da attori, ma nel loro ruolo, e creano le condizioni di difficoltà per i nostri operatori che devono imparare a mediare. Come nell'esercitazione che ha visto protagonisti lagunari, che simulava un bombardamento ad una struttura lungo il fiume, dove gli uomini del CIMIC entrano in contatto con i responsabili civili del luogo per poi riportare la situazione a chi deciderà come agire. In tutto questo è importante la rete di comunicazione e di coordinamento da queste tende operative. Con i moderni conflitti in corso le decisioni vanno sempre più ricercate in maniera rapida. La cosa importante è che bisogna saper decidere bene e rapidamente. 20 gli eserciti coinvolti tra appartenenti alla NATO e da nazioni partner, con oltre 200 uomini operativi nei diversi scenari. Quando parliamo di operazioni militari, soprattutto a livello internazionale, il dialogo che si instaura tra la componente militare e la componente civile serve a generare sinergie. È la testimonianza del fatto che il Multinational CIMIC Group fa le cose per bene ed è riconosciuto universalmente come capacità primaria dell'Alleanza Atlantica. E poi c'è la memoria storica militare al Sacrario Militare di Cittadella, accanto a quella italiana e austriaca anche la bandiera ungherese da oggi sventola. Le note dell'inno magiaro risuonano anche a Cittadella, nel cimitero austro-ungarico che custodisce le spoglie di quasi 21.500 soldati di 7 diverse nazionalità. Quasi metà sono ignoti, gli altri sepolti a gruppi da 3 a 8 e onorati anche dalla bandiera ungherese assieme a quella italiana e a quella austriaca. È molto significativo avere qui a Cittadella la nostra bandiera. Siamo grati a tutte le persone che mantengono in ordine questo cimitero. La collaborazione che abbiamo instaurato è molto importante anche per il futuro. Già nel settembre 2023 una cerimonia analoga si era svolta al Sacrario di Cimagrappa alla presenza dei ministri della difesa. È un pezzo di storia importante perché qui racconta una storia che è quella di nazioni che si sono fronteggiate, purtroppo causando anche molti lutti, lasciando appunto nella tristezza molte famiglie, ma la cosa bella è che oggi queste nazioni sono in amicizia. Oggi la parola pace, da quando insomma l'Europa è nata, risplende, risuona in maniera importante nei nostri territori. Avere oggi avuto l'onore di vedersi issare la bandiera ungherese in questo cimitero, da cittadellese per Cittadella l'onore è ancora più grande. Alla cerimonia hanno assistito anche i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che la guerra la vedono solo nei libri di storia o nei film. Noi dobbiamo dare un messaggio chiaro ai nostri ragazzi, che tutto quello che loro oggi danno per scontato, quindi la pace, la tranquillità, la libertà, è stato frutto di lotte, di morti, di vittime e quant'altro. Purtroppo è quello che ricordiamo sempre, che non bisogna aver paura della propria storia, soprattutto la parte negativa della propria storia, bisogna ricordarla, studiarla bene, conoscerla, perché presto fa a ritornare. E chi di memoria ne ha moltissima è Alfredo Visentin, che con i suoi 107 anni è il vecchio degli alpini della Marca. Abbiamo raccontato del suo compleanno, ma c'è stata anche la visita del presidente nazionale ANA Sebastiano Favero a Caselle d'Altivole. Saluti e tanti auguri ad Alfredo! Tanti auguri Alfredo! 107 anni, da grande alpino!
Così anche il presidente Sebastiano Favero ha voluto festeggiare i 107 anni dell'alpino Alfredo Visentin. Con lui il presidente della sezione di Treviso Franco Giacomin e il consigliere Daniele Bassetto. Nato il 2 dicembre 1918, per Alfredo l'appartenenza alle penne nere è parte della sua vita. Dopo l'esperienza di guerra sui fronti di Albania e Grecia è stato cofondatore del gruppo di Caselle d'Altivole che l'ha festeggiato col capogruppo Luciano Perin e le altre penne nere della comunità. Un traguardo importante quello dei 107 anni che permette ad Alfredo di sentirsi il vecchio di tutti gli alpini trevigiani. Ringrazio tutti che sono proprio contento della vostra compagnia. Complimenti ancora all'alpino Alfredo. Noi andiamo a Chioggia, cambiamo argomento. Dopo un'attesa lunga 4 anni è stato presentato il progetto di riqualificazione del ponte della Fossetta che collega la città a Sottomarina. Quando si è deciso di intervenire il problema non era solamente il ponte ma anche tutto il luogo, tant'è che poi alla fine, d'intesa con la soprintendenza, l'intervento si è allargato al ponte, dal ponte al luogo, anche perché c'è un cippo straordinario di cui ce ne sono pochi in giro e che addirittura oggi ha del turismo mirato. Il ponte della Fossetta ora ha un progetto sul quale basarsi per la sua futura realizzazione. Chiuso dal 2018 per problemi di agibilità, ora è possibile percorrerlo solo a piedi o in bicicletta. Costruito subito dopo la Prima Guerra Mondiale, è un ponte di rilevanza storica. Bisognava coniugare il mantenimento dell'impianto architettonico rispetto a una sicurezza strutturale. Per questo progetto effettivamente ci sono voluti diversi soldi. E ricordiamo sulla fase iniziale del progetto erano sotto i 3 milioni, siamo arrivati a 4 milioni e qualcosa per portarlo a completamento. Ovviamente il lavoro che è venuto fuori un lavoro importantissimo, bello anche da vedere dal punto di vista, ma soprattutto funzionale per quanto riguarda il ripristino anche soprattutto della viabilità. Un progetto che il sindaco conta di vedere ultimato entro la fine del 2027. Un primo passo avanti, quello della stesura del progetto, diventato simbolico per l'amministrazione a guida Armelau. Si inizia praticamente con il progetto di fattibilità tecnico definitivo, che è quello che sarà pronto entro gennaio al massimo i primi di febbraio. Sulla scorta di quello si andrà a gara, praticamente si metterà a gara l'importo che verrà fuori per l'appunto da un'analisi del progetto complessivo e in tempo 6 mesi è prevedibile che riusciamo ad affidare i lavori all'impresa. Il ponte darà la possibilità di passare a barche e barchini e avrà una passerella pedonale e ciclabile. Il ponte della Fossetta era utilizzato come collegamento per evitare il cavalcavia di Borgo San Giovanni. Tutta la mobilità infatti si spostava su via della Fossetta per andare a Sottomarina e che dal 2027 si conta di poter tornare a percorrere. Diventerà un luogo dove la gente andrà, io penso ai bambini che andranno a giocare, agli anziani ovvero i diversamente giovani che si siedono in panchina. Io credo che il luogo vada vissuto. Al via la 12ª edizione di Presepiando che trasforma Via del Santo a Padova con le natività esposte nelle vetrine dei negozi, l'occasione per una solenne benedizione dell'albero di Natale donato alla comunità dei frati della Valle del Primiero. È la solenne benedizione di padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo, a salutare il grande albero di Natale della piazza e la 12ª edizione di Presepiando, un albero abbellito da 100 rose di Natale, bianche e rosse, realizzate dagli ospiti e dei volontari del villaggio Sant'Antonio di Noventa Padovana, che al santo e alla città è stato donato dagli abitanti delle valli del Primiero. Un abete bianco, arriva dalle nostre montagne, un abete che ha radici pertanto nella roccia e questo credo che sia anche per così un trasporto d'affetto verso la comunità di Padova, dove tanti padovani, chiamiamoli, arrivano nelle nostre zone a soggiornare anche per questo. È un momento di amicizia e con tutti i suoi rami così vicini è anche un segno del Natale, un segno di vicinanza, di essere uni attenti agli altri. Un legame che si stringe alla Basilica e al suo santo e che continua anche attraverso i presepi che per il 12° anno rendono vive le vetrine di 13 negozi di Via del Santo grazie all'iniziativa dell'Associazione Gattamelata. Siamo partiti dai presepi tradizionali e siamo arrivati quest'anno ai presepi artistici di
diversi, moderni, con una visione nuova, però sempre intrinseco questo spirito della famiglia, del Natale. Ed è importante che questo percorso che ci porta dalla Basilica del Santo, che è il luogo più amato dai pellegrini, dai turisti, è insomma il luogo più iconico della città, il percorso che ci porta da qui fino al centro storico è costellato anche quest'anno di questi bellissimi presepi che aggiungono anche, come dire, significato e pregnanza al tema del Natale, che ovviamente noi promuoviamo come un'occasione anche di sostegno alle attività commerciali, ma è comunque pur sempre il Natale, che deriva quindi dalla tradizione cristiana. Il presepe della casetta di Piazza del Santo è stato offerto dalla comunità dei frati come invito alla solidarietà e alla fratellanza. Il presepio ha senso nella misura in cui poi ci rende più capaci di incontro reciproco, e il fatto che sia stato rappresentato in tanti modi, in tanti negozi diversi, forse ci suggerisce che anche il modo di incontrarci varia a seconda delle persone che incontriamo, che intercettiamo nella nostra vita, ma sempre all'insegna dell'amore e della benevolenza, forse anche dello stupore e del canto grato come i pastori. E continuiamo a parlare di presepi. Dal 14 dicembre al 6 gennaio oltre 100 presepi artigianali animano il borgo di Mura. Siamo a Cison di Valmarino, tra vicoli, cortili e campagne, accompagnati da spettacoli e momenti di magia natalizia. Noi è da 21 anni che allestiamo il nostro piccolo borgo, che fa parte del comune di Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, patrimonio dell'UNESCO. Nel suggestivo borgo di Mura, dove ogni pietra racconta una storia antica, il Natale torna a brillare di una luce speciale. Anche quest'anno, tra i vicoli silenziosi e i cortili nascosti, prende vita il presepe diffuso, una fiaba fatta di presepi minuscoli, monumentali, scolpiti nel legno, forgiati nel ferro o modellati con materiali inaspettati. Allestiamo il nostro borgo con tanti presepi, nelle finestre, nei vicoli, nei portici, ecco, è tutto addobbato, un centinaio di opere medio-grandi, ecco, da poter visitare durante il periodo natalizio. Il borgo in questo periodo si trasforma in un incantevole percorso dove ogni angolo custodisce un piccolo miracolo artigianale, passeggiandosi avvolti dal profumo del bosco e dal calore delle opere che ogni abitante ha allestito nei cortili, nelle stalle, nei fienili, nelle campagne. Qui a visitare questo borgo viene da gente da tutto il Veneto, ci apprezzano per le nostre opere. Ogni abitante crea il suo presepe, crea il suo addobbo all'esterno della propria abitazione o all'interno, ecco, a seconda delle disponibilità, e appunto per abbellire il paese. Qui vengono a divertirsi sia gli adulti che i piccoli. Certo, noi abbiamo degli spettacoli, ecco, dal 16 fino al 6 gennaio abbiamo degli spettacoli, abbiamo un concerto gospel, abbiamo i trampolieri, la Befana il 6 gennaio, ecco, che intrattengono, abbiamo i pony per i bambini del parco giochi di Mura, abbiamo tante attività che intrattengono un po' tutti. Mura diventa così un presepe nel presepe, un luogo dove la magia del Natale non si osserva soltanto. E vi aspettiamo perché merita veramente. Allora, questo è a Cison di Valmarino. Io vi ricordo però che voi potete mostrarci e realizzare un video con i vostri presepi, le vostre natività, mandandole al numero come sempre 351 175 5340. Gli accorgimenti sono sempre gli stessi. Realizzate dei video, mi raccomando, in orizzontale, rigorosamente in orizzontale, almeno 20 secondi, potete anche realizzare più di un video. Importante che poi scriviate il vostro nome e cognome e da dove avete mandato, dove abitate, insomma dove risiedete, così vi racconteremo anche da dove arrivano i vostri presepi, e se volete anche potete aggiungere un video per descrivere come avete, no, teniamolo pure in onda, per descrivere come avete realizzato il vostro presepe. 351 175 5340. Allora abbiamo iniziato a lanciare
questa settimana. Stiamo raccogliendo, quindi non preoccupatevi se ancora non li vendete in onda, perché li stiamo raccogliendo tutti e poi ovviamente li faremo partire giorno per giorno, quindi continuate a mandarci i vostri video. Siamo quasi in chiusura, ma c'è il momento dello sport, perché domani c'è l'esordio in Sudafrica in trasferta per il Benetton Rugby in Challenge Cup, e allora vediamo alla vigilia in questi giorni, insomma, di preparazione prima che partissero poi per il Sudafrica, cosa ci raccontavano i giocatori del Benetton. Cambio di mindset per andare fuori in Johannesburg. Staccare dallo United Rugby Championship dopo la sconfitta contro l'Ulster. Forse arriva a proposito la pausa di 2 settimane dal campionato per tuffarsi nell'avventura della Challenge Cup, in viaggio verso il Sudafrica per l'esordio in trasferta contro i Lions. Lions sono una squadra che giocano sempre largo, non sono una squadra con tanta struttura, quindi in difesa dobbiamo stare connessi sempre, ma in attacco abbiamo tante opportunità per fare line break, per fare mete, perché loro non sono sfruttati in tutti e 2 lati del gioco. Quindi. Ultimo incontro giocato da centro, un ruolo che il diretto interessato trova adatto alle sue caratteristiche. Mi piace giocare centro, ho fatto 2 anni a Wasp a centro, quindi è normale per me per giocare tutti e 2 al centro. È un po' di cambio perché è più fisico, anche c'è più contatto, ma mi piace da giocare così. La Coppa ha un fascino particolare per il Benetton, che negli anni ha sempre recitato un ruolo da protagonista, anche se è mancato lo step decisivo, quello che potrebbe arrivare in questa stagione. I Leoni sono più che ottimisti. Siamo quasi lì, dobbiamo saltare questo, non so come dire, hurdle, ma è una grande sfida per noi. Possiamo, se facciamo le cose che sappiamo che possiamo vincere il campionato. In chiusura vi ricordo questa notizia, sempre dal sito di Treviso Today, c'è l'attivazione del protocollo della prefettura per le persone scomparse. Si cerca Nicola Carai, residente a Spresiano, un 21enne scomparso da ieri da casa sua a Spresiano, alto circa 1,83 m, di corporatura esile, capelli corti scuri, occhi verdi e barba corta. Chi lo vedesse o avesse qualche informazione su questo 21enne deve chiamare ovviamente i carabinieri. Siamo in chiusura, allora vi lascio come ogni venerdì, e lo vedrete anche stasera dopo il TG, a Marco Goldin, che ci racconta uno dei tanti capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh al Museo di Santa Caterina. Poi ci sarà il meteo, poi l'appuntamento con Casa Pappagallo e la ricetta del giorno, e poi alle 16:17 il film d'avventura Jack Hunter. Grazie per averci seguito, arrivederci.